Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 13ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio a 8, si affrontano San Giovannella e Cotton Club. San Giovannella che spinge sul settore sinistro, al lato corto c'è Dell'Anno, il cross dentro per Lani, San Giovannella in vantaggio, l'1-0 di Lani, l'appoggio facile facile, si fa male nel contrasto col portiere. La risposta del Cotton Club. Sulla tre quarti parte un cross, c'è Artistico, Carlini con la punta delle dita. Continua ad attaccare il Cotton Club, c'è Lefebvre, solita grande protezione di palla, l'appoggio per il suo compagno che segna un gran gol. Ad incrociare si tratta di Artistico, il gol del pareggio del Cotton Club, stavolta Lefebvre fa l'uomo assist. Il Cotton Club che ha raggiunto il pareggio prova adesso ad andare in vantaggio, se ne va sulla sinistra il solito Mari, c'è il cross al limite, Lefebvre controlla fuori di un nulla. Partita equilibrata, adesso attacca il San Giovannella, c'è Matteo Dell'Anno, il tiro giro, gran parata di Santarelli. Il rinvio del portiere del Cotton Club a cercare Artistico, lo stop di petto, poi si coordina, la follia. Il Cotton Club sulla fascia sinistra, c'è Artistico al limite, in palleggio, trova un gol incredibile in rovesciata al secondo tentativo. Di nuovo perfetta la coordinazione di Artistico, il vantaggio del Cotton Club, è una perla del numero 11. Il San Giovannella che prova a rispondere, c'è Lani solo in aria, servito, si gira Lani e fulmina il portiere del Cotton Club. Il pareggio del San Giovannella firmato da Lani che si gira bene in un fazzoletto. Cotton Club a lancio lungo sul settore destro a cercare il mattatore di giornata Artistico che va a controllare. Artistico punta un avversario che gli rimpalla la sfera, allora prova ad accentrarsi il numero 11 in zona tiro, la mette all'incrocio dei pali, la tripletta di Artistico, la partita perfetta del numero 11, impossibile fermarlo, 3-2. San Giovannella in possesso di palla difensivo, sbaglia l'uscita, palla al piede però, allora attenzione a Pompigna che si libera e col diagonale, lento ma chirurgico all'angolino, 4-2 del Cotton Club che la chiude qui. Possesso di palla difensivo per il Cotton Club con Lefebvre che si è abbassato ma finisce qui. Il triplice fischio del direttore di gara regala la vittoria 4-2 al Cotton Club con una prova maiuscola, strepitosa di Artistico, autore di una tripletta.